Un buongiorno a tutti da Gwendalina Ferro, oggi in compagnia con me la vicepresidente dell'associazione Don't Forget Me, Valentina Santarato. Ciao Valentina. Ciao, buongiorno a tutti. Come stai innanzitutto, Tutto Valentina? Bene, dai. Grazie di avermi ospitata. Allora, 26 anni Valentina, tu studi e lavori della serie, veramente una cosa impegnativa, e hai questo ruolo importante in questa associazione che vive, diciamo, da 2 anni, no? È stata fondata 2 anni fa, sì. E il presidente, diciamolo, no? È il tuo papà Marco Santarato, che in maniera molto categorica ha detto: no, se devi fare l'intervista la fai alla vicepresidente, ovvero mia figlia, e mi pare giusto. Un'associazione quindi non solo giovane perché sono di 2 anni, ma giovane perché una vicepresidente, insomma, giovanissima come te, 26 anni, veramente una ragazzina, come dicevo prima. Allora Valentina, parliamo di Don't Forget Me, questa associazione apolitica chiaramente, non ha scopo di lucro, che ha 3 mission. E però prima parliamo di perché è nata questa associazione. A te la parola. Allora, Don't Forget Me è un ODV, quindi un'organizzazione di volontariato, e è nata a ottobre di 2 anni fa e diciamo è stata fondata principalmente da persone che hanno subito un lutto in famiglia, un lutto grave e improvviso. E è nata principalmente come aiuto, come sostegno e condivisione del dolore. E quindi voi lo fate, ti aiuto perché insomma capisco anche un po' di emozione della radio, come diciamo gruppi di automutuo aiuto. Praticamente in questi gruppi non ci sono solo le persone che hanno appunto subito dei lutti familiari, ma ci sono anche delle persone volontarie sempre, con delle competenze, quindi stiamo parlando di psicologi, stiamo parlando di psichiatri, giusto? Sì, dei veri e propri professionisti, ecco. Certo. E sì, è stato creato un gruppo inizialmente dove praticamente c'erano appunto persone bisognose di aiuto e persone che avevano già subito dei lutti da un po' di tempo e persone diciamo dei nuovi accolti, ecco. I gruppi inizialmente sono stati formati ovviamente da psicologi e psichiatri e poi un po' alla volta questi gruppi una volta formati, diciamo, e con cadenza solitamente mensile si incontrano e va avanti la vita a tutti, insomma, cioè nel senso ci sono aiuti nel vero senso della parola, no? Si chiama automutuo aiuto proprio per questo motivo qua. Ma andiamo oltre, no? Perché non c'è solo questo tipo di lavoro che è impegnativo, certosino, e sotto certi punti di vista anche pesante, no? A livello psicologico, perché non tutti si sentono di far parte di questi gruppi, insomma. E perché un po' caratteriale, un po' soggettivo, un po', insomma, ci sono tanti ingredienti e variabili che non è così semplice, diciamo, parlarne, corretto, no? Sì, sono tematiche un po' un po' pesanti, un po' delicate, ecco, chiamiamolo così, delicate. Parola corretta, delicata. Ma un'altra mission che avete battuto veramente, perché vi ho seguito come giornalista, avete battuto proprio i tempi, no? Avete accelerato attraverso questo bando pubblico con il quale avete ottenuto un pulmino. Ma parliamo del bando, perché so che l'hai seguito tu, Valentina, vai. L'anno scorso, più o meno, è passato un annetto ormai, e verso fine 2024 si è presentata la possibilità di partecipare appunto a questo bando del GAL Delta Po, un bando finanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Certo. Al quale abbiamo potuto partecipare e siamo riusciti a vincere la somma per comprare un pulmino attrezzato. Sì, scusami, non volevo sovrappormi alla tua voce, era per dire che non tutti sono riusciti a vincere, insomma, a passare il bando, perché servivano determinati requisiti che avete fatto un po' le corse anche per avere, soprattutto per avere il coinvolgimento degli enti pubblici, e parlo dei comuni, no, non era così semplice, insomma, perché c'era questa interazione anche politica, nel senso che dovevano essere coinvolti i sindaci del territorio. Sì, alcuni sindaci, diciamo non
e non c'era un numero stabilito, certo. Però serviva il coinvolgimento della parte alcuni, politica di alcuni comuni. Perché? Perché questo servizio che avete già iniziato è quello appunto di mettere a disposizione dei volontari, e chiaramente le spese vive di quello che è il pulmino che è stato inaugurato recentemente, quindi alla comunità, no? È stato fatto a Rovigo questa inaugurazione, e questo pulmino viene utilizzato per trasportare le famiglie di bambini che hanno bisogno di cure sanitarie, quindi presso le strutture ospedaliere. O meglio, nello specifico, ce lo dici tu? Sì, allora è partito come un servizio proprio gratuito di trasporto, lo chiamiamo un servizio navetta, e per appunto accompagnare le famiglie di bambini e adolescenti malati oncologici, soprattutto alla clinica di oncoematologia di Padova. Certo. E diciamo abbiamo avuto questa idea e è partito questo servizio per cercare di affievolire il carico sia economico ma anche psicologico delle famiglie. Direi, perché un genitore che guida invece praticamente grazie al pulmino può seguire e parlare con il figlio in maniera un pochino più tranquilla, perché non è diciamo attento a quella che deve essere la sicurezza di chi sta alla guida, chiaramente. Quindi poi all'interno dell'associazione ci sono varie famiglie che hanno sopportato tutto questo negli anni, e ci hanno raccontato proprio del carico, anche solo pensare al parcheggio, ad esempio, dove parcheggiare l'auto, o comunque la strada, perché comunque siamo vicini a Padova noi, però comunque un'oretta ci vuole da qua. Decisamente. E quindi abbiamo pensato ad aiutare le famiglie in difficoltà. Certo, quindi il trasporto nel vero senso della parola, quindi il fatto di non tanto di alzarsi la mattina, ma pensare nebbia, non nebbia, traffico, meno traffico, cioè queste cose che sono insomma normali, no? Quotidiane, e sono alleviate dal volontario che praticamente trasporta tutta la famiglia, perché di questo stiamo parlando. E tra l'altro mi dicevi che questo servizio si amplierà da gennaio prossimo? Da gennaio 2026 alle famiglie? Alle famiglie di bambini cardiopatici, che dovranno comunque anche loro andare per visite. A delle terapie, ecco, e sempre alla clinica di Padova, pediatrica. Quindi, certo, un'ora di strada andare, un'ora venire non è poco. E questo servizio, mi dicevi prima fuori onda, è per tutte le famiglie del territorio polesano, diciamo. Sì. Però se succede che... esatto, principalmente per il territorio polesano, anche diciamo per la logistica, ecco. Certo, ma se una famiglia di Cavarzere, visto che la radio appunto ha sede a Cavarzere, avesse bisogno, so che insomma non è preclusione, insomma... No. La questione di trasportarlo, anzi, se c'è questo bisogno si fa. Certo, corretto? Sì. Per avere contatti c'è un numero di telefono magari a memoria che ci puoi dare? A memoria lo posso leggere. Ok, vai. Allora, sì, così per dare un riferimento alle persone nel caso in cui volessero contattare l'associazione, la segreteria insomma dell'associazione, perché so che c'è un telefono proprio non personale ma dell'associazione. Vai. Trovato? E allora ho quello della segreteria al momento, non quello proprio dedicato al pulmino, al servizio di trasporto. Va bene. Allora è 328 70 85 132. Ripetilo gentilmente. 328 70 85 132. Ottimo, grazie Valentina. So anche, perché l'ho scritto, perché appunto vi seguo come giornalista in queste attività che fate di volontariato, anche l'anno scorso avete fatto una cosa molto bella che ha scaldato il cuore un po' diciamo a chi insomma l'avete proposto, e cioè avete avverato un desiderio di un bambino malato, dico bambini malati, o comunque siete andati
giusto, a portare dentro il reparto pediatria sì. un po' di sollievo, un po' di sorrisi. Diciamo abbiamo portato appunto un po' di sorrisi, ecco, qualche piccolo dono che comunque per un bambino penso faccia tanto, ecco. Certo. E le volontarie hanno appunto portato dei doni alle cliniche pediatriche, ecco, sempre all'ospedale di Padova. Sì, insomma, abbiamo cercato di portare un po' di Natale, ecco. Certo, e tra l'altro siete riusciti a fare anche delle gesta, diciamo, di cui insomma non divulghiamo, ma erano personali, sono talmente personali che insomma è bene che rimangano tali, però hanno reso felici questi bambini. Sì. Questo era il senso, al di là che non era il semplice giocattolo, diciamo, ma era solo una parte di quello che era il sorriso che avete ricevuto da queste famiglie. Giusto? Sì, ecco. sì. Lasciamolo così, il dono del sorriso deve stare tale, cioè è prezioso proprio perché deve essere silenzioso, no? Ma nello stesso tempo parliamole, perché aver avuto un sorriso da parte di un bambino direi che è una cosa molto importante e di solidarietà, insomma, pone l'accento sulla solidarietà. Ma voi avete una visione lungimirante, perché siete partiti con idee molto chiare come associazione, e una cosa su cui state lavorando sono le borse di studio per infermieri. Ci racconti questa mission dell'associazione? Filo conduttore filo conduttore dei punti focali dell'associazione, diciamo, è appunto l'aiutare il prossimo. Quindi abbiamo pensato di premiare 2 studenti, uno dell'Università di Padova e uno dell'Università di Ferrara, del corso di infermieristica. E tra l'altro ricordiamo c'è sia ad Adria, che è quello di Ferrara, di no? Ferrara, sede staccata di Ferrara, e a Rovigo, sede staccata di Padova. Sì. Sono 2 corsi, insomma, dico paralleli perché comunque infermieri sono, no? Però 2 sedi universitarie diverse, esatto. Però in Polesine. Sì. E quindi però la particolarità è... abbiamo pensato di premiare i 2 studenti più meritevoli, non solo dal punto di vista accademico, ecco, quindi come media di esami, ma anche dal punto di vista umano, quindi coloro che si caratterizzano e hanno una certa predisposizione ad aiutare l'altro. Sì. Questo, giusto? Sì, il concetto è questo. Direi che è lodevole. Quindi più avanti tu ritornerai in radio per parlarci delle borse di studio che consegnerete, giusto? Sì, magari il prossimo anno, dai. Sì, siamo ormai all'inizio, a ridosso. Sì, siamo ormai pochi giorni, insomma, dalla fine del 2025, quindi l'intervista l'ascolteranno per tutto il 2026, Valentina, vai tranquilla. Ok, bene. Ricordiamo quindi ai nostri radioascoltatori il numero di riferimento per il trasporto gratuito alle famiglie, giusto? Sì. Che nel caso in cui avessero bisogno di essere trasportate presso strutture ospedaliere. Allora è 328 70 85 132. Ottimo. Grazie Valentina, ricordiamo ai nostri radioascoltatori Valentina Santarato, vicepresidente dell'associazione che ha sede ad Adria, Don't Forget Me, e insomma, che dire, un bel viso, una bella ragazza che studia, lavora, si impegna e fa parte di questo sodalizio importante di Adria. Grazie Valentina, buon anno a te, ai nostri radioascoltatori, e buona vita. Grazie, buon anno anche a voi. Grazie.